Buonasera a tutti, bentornati e bentrovati con il nostro appuntamento settimanale con la parola di Dio. Siamo noi, i rami dell'ulivo, e siamo qui anche stasera per leggere e commentare con voi un brano della parola di Dio. Vi ricordiamo che stiamo trasmettendo dalla stazione radiofonica della Chiesa Assemblea di Dio, Assembly of God, che si trova in via Castelfranco Veneto 85 a Pordenone. Cogliamo l'occasione per invitarvi a partecipare con noi alla nostra funzione domenicale che si svolge dalle 9 alle 11 ogni domenica. Leggiamo insieme la parola, che oggi è tratta da Luca, capitolo 16, versetto 10. Chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle cose grandi. E chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi. Amen. Questo versetto è veramente profondo e mi ha fatto riflettere molto. Qui Gesù ci insegna che il nostro carattere, il nostro vero essere, si dimostra nelle piccole cose, in ogni piccola scelta quotidiana che noi facciamo. Ogni cosa che facciamo, ogni parola che diciamo è una scelta e possiamo decidere di farlo secondo i suoi insegnamenti oppure no. Essere affidabili. È questo che il Signore vuole da noi. Mi viene in mente un aneddoto. Un uomo si imbatté in un vecchio calzolaio, in un piccolo negozio, in una strada secondaria. Il vecchio calzolaio era molto impegnato nel suo lavoro. Tutto faceva pensare che gli affari andassero bene. Amico mio, chiese l'uomo al calzolaio, ci sono così tanti negozi più grandi in giro. Com'è possibile che tu abbia così tanto lavoro e che gli affari ti vadano così bene? Ho tanto lavoro, rispose il calzolaio, grazie al fatto che mi portano tante piccole riparazioni da fare, dove uso piccole toppe e faccio piccoli punti e poi metto piccoli chiodi. Ma quando faccio un punto, è un punto. E quando infilo un chiodo, tiene. Questo calzolaio faceva bene le piccole cose. Era affidabile. Anch'io e penso anche tu, caro ascoltatore, andresti da questo calzolaio. E anche il Signore cerca e vuole persone così. Gesù pone l'attenzione sui dettagli, su quello che nessuno vede, sui gesti quotidiani che sembrano insignificanti, ma che formano il carattere. Perché la fedeltà non si misura sui grandi palcoscenici, ma nelle scelte semplici di ogni giorno. Essere fedeli nelle piccole cose è arrivare puntuali, mantenere una promessa, avere cura di ciò che non ci appartiene, dire grazie, non parlare male alle spalle, scegliere il bene, anche quando sarebbe più facile voltarsi dall'altra parte. Molti sognano di compiere grandi cose, di fare qualcosa di importante, ma non si deve trascurare l'essenziale. E Gesù dice: se non sei affidabile nel piccolo,
come potrai sostenere ciò che è grande? La vita con il Signore non è un salto spettacolare, è un cammino fatto di passi costanti, autentici. Oggi non sottovalutare ciò che fai nell'intimo, senza applausi e che conosci solo tu e il Signore, perché è lì che fioriscono la fedeltà e la lealtà, ed è su quel terreno che Dio può costruire qualcosa di solido e grande insieme a te. La fedeltà nei piccoli gesti, la fedeltà che viene dal cuore, non i grandi gesti dell'apparenza, ma quei gesti, quella fedeltà che conosce solo il Signore, che scruta dentro il nostro cuore. Sapete, cari ascoltatori, Tiziana, mentre così raccontavi proprio di questo bellissimo aneddoto di questo calzolaio che era fedele ogni giorno nelle piccole cose, è venuta alla mia mente la figura, no, di Saulo, una figura importante, una figura che però purtroppo a un certo punto è stato un uomo che ha fallito, aveva cominciato bene, leggiamo nella parola del Signore che lui Saulo è stato fatto re dal Signore, aveva cominciato con grandi gesti di fedeltà verso il Signore, ma poi a un certo punto la sua ubbidienza si era inclinata, aveva cominciato a ubbidire un po', diciamo così, a modo suo, aveva cominciato con delle piccole, diciamo all'inizio delle piccole disubbidienze che poi alla fine non erano neanche tanto piccole, che però l'hanno portato al fallimento, e proprio questo mi ha dato proprio l'esempio, no? Di quanto la fedeltà nei piccoli gesti, come viene detto nella parola di oggi, nel verso che abbiamo letto oggi, porta a rinforzare il rapporto con il Signore, porta a cementare il nostro rapporto con il Signore, e al contrario l'infedeltà dei piccoli gesti può portare anche persone, uomini di Dio come Saul, inevitabilmente al fallimento. E questo, devo dire, ha toccato veramente il mio cuore, perché devo dirlo, mi è venuto da pensare quante volte io ho badato, magari sono stata fedele, no? Così nell'apparenza da chi mi vedeva, ma nel mio cuore in realtà hanno albergato delle infedeltà, delle disubbidienze verso il Signore. Ho permesso al mio cuore di fare entrare delle cose, dei sentimenti, o fare anche delle azioni che magari non erano così eclatanti, non erano così visibili, però che dispiacevano al Signore, e quanto questo può avere anche inclinato il mio rapporto con il Signore. Quindi devo dire, cari ascoltatori, che questa lettura di oggi mi attenziona proprio e riporto a voi così come sento, no? Come ho sentito questa
questo significato di questo verso ci attenziona a stare attenti proprio nel nostro quotidiano. Dobbiamo stare attenti proprio a non lasciarci andare anche in quelle piccole disubbidienze che per noi magari sono piccole, diciamo, beh, vabbè, non è una cosa con importanza, ma col tempo possono veramente logorare il rapporto con il nostro Signore. In fondo, parlo per me, cari ascoltatori, noi anche se diciamo di mettere il Signore al primo posto, talvolta mettiamo le persone, gli altri, no? L'apparenza al primo posto. Invece il primo posto nella nostra vita, nel nostro cuore, deve essere sempre quello del Signore. Noi dobbiamo, prima di ogni cosa, preservare il nostro rapporto con il Signore. E come possiamo farlo? Come ci ha insegnato questo verso e come dicevi tu, Tiziana, molto bene, nella fedeltà delle piccole cose, perché è nella fedeltà delle piccole cose, nella fedeltà di quei gesti, di quelle azioni di ogni giorno che poi si manifesta la nostra vera identità. Alcune azioni, no, come dicevo prima, scusate se mi ripeto, possono essere anche delle recitazioni, anche se noi non ce ne rendiamo conto, ma quei piccoli gesti di ogni giorno, quei piccoli particolari di ogni giorno, alla fine determinano la nostra identità, scoprono quello che siamo. E quindi ve lo trasmetto così come l'ho sentito io questo verso. Devo stare più attenta proprio a queste piccole infedeltà, perché devo dirlo, io ho delle infedeltà e devo raddrizzare queste infedeltà, devo diventare fedele affinché il rapporto con il Signore, il mio rapporto, il nostro rapporto col Signore si possa consolidare e cementare veramente in un rapporto forte, e anche così potremmo essere fedeli nelle grandi cose. Per questo che questo verso anche ci dice: se non siamo fedeli nelle piccole cose, poi come faremo a sostenere cose grandi? Quindi se nel piccolo quotidiano, nelle piccole scelte, nei nostri piccoli gesti, nel nostro piccolo modo di fare non siamo fedeli, come faremo a essere fedeli quando verrà il momento delle grandi scelte, quando verrà il momento di fare veramente qualcosa che determini la nostra fede? Ecco, sento di trasmettere questo, io così modestamente sento questo da questo verso, perché il commento, diciamo il significato, l'hai già dato tu, cara Tiziana, e del resto diciamolo come siamo soliti fare noi dei Rami dell'Ulivo, e così ve lo trasmettiamo, cari ascoltatori. Noi ogni volta che ci riuniamo, ognuno di noi, a volte io, a volte Tiziana, a volte Brian, a turno scegliamo un verso, e questo verso era di Tiziana. Grazie Tiziana per averlo scelto e per avermi per prima fatto meditare proprio sul significato profondo di questo verso, che poi il significato che hai trasmesso tu
con la tua piccola meditazione dei piccoli gesti di ogni giorno, della fedeltà di ogni giorno. E quindi desidero chiudere il mio pensiero proprio così, facendo, esprimendo, portando al Signore veramente la mia, anche il mio pentimento per non essere stata fedele in tanti piccoli gesti, e anche la richiesta di aiuto. Desidero fare una richiesta di aiuto verso il Signore, desidero chiedere aiuto al Signore proprio per poter diventare fedele in questi piccoli gesti che poi porteranno a un rapporto più vivo e più sano e più reale, più vero e duraturo con il Signore, come io desidero fare, come anche tu credo Tiziana desideri fare, e anche voi cari ascoltatori desiderate. Quindi col vostro permesso chiudo il mio intervento, perché la meditazione l'hai fatta già tu Tiziana, proprio davanti al Signore con una preghiera. Sì, caro Padre, vengo davanti a te nel nome di Gesù. Signore, ascoltando questi versi, ascoltando anche le parole di Tiziana, mi sono resa conto, Signore, di quanto sono infedele nelle piccole cose, Signore. E quindi per prima cosa, Signore, desidero chiederti perdono per questo. Desidero veramente chiederti scusa, Signore, per non essere stata fedele nel piccolo. E così desidero anche chiederti la forza, Signore, per poter essere fedele in questi piccoli gesti, in questo quotidiano, in questo piccolo, queste piccole azioni, questi piccoli modi di fare, Signore, che poi sono lo scorrimento della nostra vita, lo scorrimento del nostro cammino. Perché è vero, Signore, io ho fatto una scelta, come cari ascoltatori, alcuni dei cari ascoltatori hanno fatto una scelta un giorno verso di te, ma dobbiamo mantenere questa scelta, dobbiamo mantenere la nostra fedeltà ogni giorno, come tu ci insegni in questo verso, nei piccoli gesti e nella piccola fedeltà. Grazie Padre, perché so che questa è la tua fedeltà, è la tua volontà, Signore. So che mi aiuterai, che ci aiuterai a essere fedeli per poter avere un rapporto vivo con te. Grazie, nel nome di Gesù ho pregato. E così, cari ascoltatori, al termine della nostra puntata, come siamo soliti fare, desideriamo ricordarvi i nostri recapiti telefonici. Il primo del nostro pastore, che è 389 68 1292, al quale rivolgervi senza alcuna remora, perché veramente ve lo possiamo garantire, un uomo di Dio che accoglierà ogni vostra esigenza spirituale come un vero padre. E vi ricordiamo anche che i Rami dell'Ulivo hanno un numero per la richiesta di preghiera, che è 340 74 35 08. Bene, cari ascoltatori, il nostro tempo è terminato. Come sempre vi chiediamo perdono delle piccole imprecisioni che anche in questa puntata ci sono state, ma anche noi siamo dei principianti e quindi vogliate scusarvi, e io vi chiedo anche scusa per la voce, ma purtroppo in questi giorni
sono abbastanza raffreddata. Quindi, carissimi nel Signore, vi salutiamo nell'amore del nostro Signore e vi diamo appuntamento a domenica prossima per una nuova puntata dei Rami dell'Ulivo. Shalom!